La Marmolada purtroppo continua a ritirarsi, nonostante tutto sommato un'estate che ha avuto anche delle interruzioni di caldo significative, però complessivamente evidentemente la poca neve invernale oppure la neve tardiva che fonde molto rapidamente, diciamo, nel periodo primaverile, non consente al ghiacciaio di alimentarsi e quindi di rimanere in equilibrio. C'è un arretramento medio di 7 metri sul ghiacciaio della Marmolada rispetto al 2024. Le foto che state vedendo raccontano quanta neve è stata persa negli anni. Il dato emerge dalla 7ª campagna glaciologica partecipata sulla Marmolada, promossa dal Museo di Geografia dell'Università di Padova, che ha visto la collaborazione dei ricercatori dell'università, l'ARPAV col Centro Valanghe di Arabba di Belluno, il Comitato Glaciologico Italiano, e che ha permesso di raccogliere dati aggiornati fondamentali per continuare il monitoraggio del ghiacciaio principale delle Dolomiti e comprendere meglio l'impatto dei cambiamenti climatici a scala locale. Anche oggi sulla fronte di Serauta abbiamo avuto ritiri da 12-4 metri, quindi il ghiacciaio continua ad arretrare, ma soprattutto continua a perdere volume e si vede sempre di più il divario tra la neve e la pista che viene protetta dai teli e la superficie del ghiacciaio che scende sempre di più. I dati raccolti dimostrano il continuo ritiro del ghiacciaio. Era il 3 luglio del 2022 quando il crollo di un seracco causò 11 vittime. Sulla Marmolada gli scienziati continuano a registrare dati preoccupanti, confermati dalla tendenza osservata negli ultimi 20 anni, nonostante alcune fasi relativamente fresche, anche in questo periodo estivo, con una nevicata che ha imbiancato il ghiacciaio a fine agosto. Va rivisto inoltre il sistema sciistico e degli impianti di risalita. Alle mie spalle ci sono i teli protettivi, teli in polipropilene, quindi teli in materiale plastico che poi rilasciano comunque residui anche sul ghiacciaio. Ovviamente sono efficaci per mantenere la neve dannata sulla pista da sci, non servono sicuramente a salvare il ghiacciaio, ma soprattutto il punto di domanda è fino a che punto continuare a mantenere una industria dello sci che dal punto di vista, diciamo così, dell'equilibrio ambientale e climatico è sempre più pesante, sempre più dissipativa dal punto di vista delle energie e degli impatti.